Salve ragazzi, questo è il primo di una serie di video in cui parlerò di storia dell'arte. Parlerò di periodi della storia dell'arte, di personaggi, di artisti, di opere che mi hanno colpito particolarmente e in generale, ecco, parlerò di movimenti anche o di aspetti che mi hanno interessato. Io non sono uno storico dell'arte, non sono un critico, non sono un curatore di arte contemporanea, ma sono soltanto e semplicemente, ma devo dire con orgoglio e piacere, sono un artista. Ma da artista penso che ogni vero artefice, artista debba essere e sia poi naturalmente, innanzitutto, ancora prima di essere un artista, un amante dell'arte. E io sono innamorato pazzo dell'arte. Sono in qualche modo anche uno studioso dell'arte, ma perché? Perché sono un artista. Perché secondo me un artista deve innanzitutto appunto studiare tante cose, tra cui non può non studiare la storia dell'arte. Quindi questi miei video da parte mia sono degli omaggi in fondo a periodi, personaggi, artisti, opere che mi hanno colpito profondamente, in qualche caso anche da cui ho tratto ispirazione come artista e poi penso che possano essere utili alla mia crescita personale, anche a migliorarmi riflettendo sulle opere, riflettendo sulla storia dell'arte, anche a migliorare la mia capacità di leggere e di trasmettere anche magari questa grande passione che ho per l'arte e per l'espressione. E poi penso che potrebbero essere utili magari a chi va a scuola, che so, chi deve fare una tesina, tanto per dire, o che possano essere anche dei video, penso che possano essere dei video piacevoli per chi come me ama l'arte. Oggi vorrei parlarvi per iniziare di uno scultore austro-tedesco, Franz Xaver Messerschmitt. Sicuramente la pronuncia tedesca sarà sbagliata, ma diciamo conosco solo l'inglese, a parte l'italiano e a parte il siciliano. Quindi a parte questo, vorrei parlarvi di Messerschmitt, questo scultore della fine del Settecento austriaco che mi ha colpito estremamente con la sua famosa serie di opere, cioè le teste di carattere. Si tratta di busti umani, sono tutti tra l'altro uomini, cioè maschi, diciamo ritratti mentre danno vita ad espressioni facciali estreme, a vere e proprie smorfie. Ecco, io mi sono sempre chiesto da dove derivasse questa volontà da parte di Messerschmitt di indagare, ecco, tutta la varietà di smorfie a cui l'essere umano può dar vita tramite il suo volto. E in fondo mi ha risposto Nicolai, un autore tedesco nemmeno così importante, ma che per la storia dell'arte è fondamentale perché è grazie a una sua lunga intervista a Messerschmitt nel suo studio alla fine del Settecento a Monaco di Baviera che noi sappiamo diciamo l'origine di questa famosa serie di opere di Messerschmitt. A quanto pare l'artista, che da sempre ha sofferto di allucinazioni e che a causa di alcuni disturbi mentali ha vissuto una vita dura, purtroppo è stato all'epoca espulso dall'Accademia di Vienna come professore, come docente, non come allievo. Ecco, noi sappiamo che era affetto da questi problemi diciamo così mentali, ma grazie all'intervista di Nicolai sappiamo che le teste di carattere nascono in realtà
dalla volontà da parte di Messerschmitt di registrare a quanto pare tutte le smorfie a cui egli dava vita col suo volto, tutte le smorfie che venivano provocate dalle forti cure a cui egli si sottoponeva per contrastare alcuni profondi problemi digestivi che aveva. Probabilmente era affetto dal morbo di Crohn, che è una malattia che non ho approfondito, ma ciò che invece secondo me è importante dal punto di vista, diciamo, poetico-artistico è il fatto che l'arte di Messerschmitt deriva dal dolore, un dolore mentale, un dolore fisico, un dolore per così dire dell'anima. In fondo io non credo poi in un così estremo dualismo tra anima e corpo, ma vedo l'essere umano più come una continuità fluida, diciamo così. Ed è questo che mi ha colpito molto della sua arte, il fatto che derivasse dal dolore di un singolo uomo, e che poi questo singolo uomo, essendo artista, è riuscito a raccontare attraverso le sue opere che nascono da espressioni facciali del suo volto, è riuscito a raccontare l'universale dolore umano. Questo è ciò che mi ha colpito e che sicuramente, anzi, che ha colpito tanti altri artisti. Infatti Messerschmitt appunto è uno scultore della fine del Settecento, ma è stato citato, ripreso tante volte, per esempio da artisti contemporanei della seconda metà del Novecento, quali i protagonisti dell'azionismo viennese come Rudolf Schwarzkogler o Günter Bruce o Hermann Nietzsche, e anche artisti giovanissimi. Io stesso come artista ho dato vita a una serie, la serie sulle emozioni, che è direttamente ispirata ai busti di Messerschmitt. E forse è questa ciò che dimostra la grandezza di un artista quale Messerschmitt, cioè la capacità di vivere oltre la morte non solo grazie al ricordo degli altri uomini, non solo grazie alle proprie opere, ma soprattutto la capacità di vivere nelle opere di artisti che vengono dopo. Egli ancora vive nelle opere di artisti che sono nati e che stanno lavorando 200 anni dopo la sua morte. Questo è veramente straordinario. Questa è una cosa che mi colpisce molto di questi grandi geni dell'arte, in particolare di Messerschmitt. Egli è riuscito in qualche modo a raggiungere quella chimera, quel grande sogno che molti uomini hanno, cioè, e molti artisti soprattutto hanno, cioè il grande sogno, la grande chimera della immortalità.